colpi, tutto il taglio della spada d'Urlindà. Onsella, venite avanti, siete lì. Cavaliere, siete stato veramente così gagliardo e valoroso? Eccomi, ai vostri piedi. Alzatevi, donzella, che vedono mai i miei occhi. Angelo, ma sei proprio tu, Angelo? Ma voi chi siete, cavaliere? Che conoscete il mio nome? Angelica, Angelica, non vedi la mia insegna? Non senti la mia voce? Guarda il mio volto. Orlando, sei proprio tu? Sì, amore mio, Angelica. Finalmente, amore, ti ho sognato in pericolo. Ed ecco che ti trovo in mano a questo perfido gigante. Orlando, il mio pericolo non è finito qui. Ma ti trovi ancora in pericolo? Devi sapere che dopo che quel V di Ferro di Spagna ha messo sottosopra la giostra, io sono ritornata nelle mie terre delle Indie e lì ho trovato l'assedio di Acricane, il re dei Tartari, dove vuole me come sposa. No! No, Angelo! Tu sarai soltanto mia e di nessun altro. E io ti giuro e ti prometto, amor mio, per amor tuo, sono pronto a sfidare chiunque. Sono pronto ad affrontare qualunque esercito, anche se fosse quello di Alessandro il Magno. E allora non perdiamo altro tempo, Orlando, incamminiamoci. Vieni, amore mio, salirai sul mio destriero. Andiamo, Angelica! Orlando, Orlando, Dio ha ascoltato le tue preghiere e a te, Acricane, Acricane, questo è stato il tuo destino. Ti spargo questi fiori sul tuo pallido viso e l'anima tua la porterò lassù nel celeste paradiso. Addio, Orlando! Sarò onorata sepoltura al prode Acricane e scriverò nella sua lapide che l'ultimo suo duello fu con Orlando e in fin di vita ha chiesto l'acqua del santo battesimo. Carissimo pubblico, vi dico tutto ciò perché la storia dei paladini di Francia veniva rappresentata a puntate. Prima che arrivasse la televisione dentro le nostre case. Quindi l'opera dei pupi era il passatempo di tutto il popolo siciliano. Ma per intanto ringraziamo il WWF, ringraziamo voi e con tanta gloria severa grazie e buonasera.
Agrican.